Allora, ritorniamo un po' sulla questione. Sì, avevo fatto l'aperto la parentesi, leggiamo prima il messaggio, sulla questione delle chiusure domenicali, ma un attimo solo. Ma è possibile che gli italiani non capiscono che non esiste un governo del cambiamento quando ci sveglieremo ed invece di scendere in piazza per una partita di calcio ci vadano per i propri diritti violati? Forse questo è l'effetto gregge, tutte pecore. Vabbè, tornando a noi, chiusure domenicali, qual è la vostra posizione attuale dopo un periodo di sedimentazione? No, O io festive? penso che possiamo entrare oltre a quella che è la nostra posizione attuale. Noi ci trovavamo di fronte all'inizio di questa campagna elettorale a qualcuno che proponeva la possibilità addirittura di cambiare la legge in corso e sapevamo che nel cassetto precedente al governo Renzi si stava parlando di una possibilità di 6 domeniche perché questo era quello che era maturato all'interno del partito del presidente in quel momento lì. Noi come Confcommercio Veneto, ma siamo Veneto e non siamo Italia, avevamo sempre proposto le 20 domeniche di chiusura su 54. La mediazione ultima che c'è sul tavolo del ministro Di Maio è che saranno 6 domeniche obbligatorie per tutti e 6 domeniche obbligatorie ma da concordare regione per regione. Quindi Di chiusura di queste. chiusura. Quindi se ci sarà con questo attuale governo un ripensamento rispetto di riaprire quindi il cassetto che attualmente è chiuso un'altra volta perché le priorità sono altre, la storia porterà al massimo 12 domeniche di chiusura che rispetto alle 6 del governo Renzi che in qualche modo stavano uscendo ma da noi mai sottoscritte e mai certamente considerate un numero interessante perché più o meno erano già esistenti tranne uno o due. L'obiettivo 12 quindi non soddisferà al 100% gli appetiti di una buona parte dei nostri associati, ma tra grandi, piccoli, tra città storiche, città d'arte, tra Che sono esonerate le città turistiche. sì, ma il vero problema è stabilire quante sono poi le città turistiche, perché a noi sembra di capire che potrebbe essere facile individuare all'interno del Veneto quante sono, ma dopo quello che è il comune attiguo ti inventa una cosa per dire anch'io sono turistico. Lo abbiamo già visto nella legge E quindi precedente. derogare No. completamente al numero, giusto? No, quindi cercare in tutti i modi di trovare un equilibrio, ma quando si troverà questo equilibrio sarà più o meno sulle 12 domeniche e sarà cercando di esonerare da questi territori le vere città d'arte e non quelle che in qualche modo possono avere una parvenza, ma che poi Non in lo so. termini di numeri e di ospiti tutto l'anno sono o stagionali o addirittura sono insignificanti, perché da noi tutta Italia è turismo, però una cosa è avere 1000 ospiti in un anno, una cosa è averne 50.000 tutti i giorni. Leggiamo il messaggio che è appena uscito, vediamo un attimo se la regia ce lo rimette subito in onda, che così possiamo darci un occhio. Le domeniche vanno chiuse, aprirle va a favorire chi può assumere sempre, il solito discorso favorendo le grosse imprese. Ovvio, a me farebbe comodo andare a fare la spesa la domenica, vorrà dire che mi riabituerò diversamente, lo faccio volentieri. È uno dei temi che noi abbiamo cercato in qualche modo di far passare come un concetto anche di buon senso, si può fare la spesa tutti i giorni, non necessariamente alla domenica. Poi sappiamo benissimo che per un aspetto anche di quello che è un costume che è cambiato, rimanere chiusi tutte le domeniche è impossibile. Se si riesce in qualche modo a recuperare un po' di equilibrio anche per ridare il segnale che il Paese ha ancora una moralità, una storia, una cultura, una tradizione, noi siamo da questa parte perché indubbiamente, oltre ad essere degli imprenditori, come dico ogni volta, noi siamo anche dei cittadini, soprattutto siamo innamorati del paese su cui viviamo e pensare di essere solo che copiamo le brutte copie del mondo che non ha regole, non ha tradizioni, non ha più nessun tipo di spirito di appartenenza, a noi sembra che sia un lusso che non possiamo Ecco, ma permetterci. non temete la concorrenza, le persone, perché poi la domenica di fatto le persone sono più libere, hanno più tempo a disposizione, più tranquillità, cosa che una volta avveniva durante la settimana, in certi paesi avviene durante la settimana perché finiscono di lavorare alle 4:30, alle 5 sono già fuori e quindi e i negozi sono aperti fino alle 9 di sera, 10, cosa che da noi non avviene. Ormai da noi finisci di lavorare alle 7, 7 e mezza, non vai per i negozi che sono sempre vuoti, perché? Perché non c'è più tempo, eccetera.
Il web potrebbe essere un concorrente, perché uno la domenica si trova libero, a un certo punto inizia a smanettare, guardare con tranquillità e fare degli acquisti, come succede tante volte nei tempi liberi. Non temete questo? Il web oggi è un concorrente H24, quindi Quindi c'è dal sempre. lunedì al lunedì, notte compresa. Se qualcuno vuole sbizzarrirsi e fare le sue scelte all'interno, oggi lo fa, al di là che la domenica siamo aperti tutti o siamo chiusi tutti. No, il discorso della domenica va visto in un'ottica proprio di pensare che si può riequilibrare un aspetto senza comunque andare indietro, perché la domenica spesse volte anche diventa un rifugio, soprattutto per le famiglie meno abbienti, che si passa la domenica all'interno di queste grandi aree In centri commerciali sostanzialmente. in grado di fornire dal commercio tradizionale all'intrattenimento, al food. Che Quindi quindi verrebbero chiuse e rispetterebbero sì, le regole generiche. l'obiettivo comunque non è più di pensare che arriveremo, perché questa sarebbe una battaglia che già l'opinione pubblica scarterebbe, perché attenzione che quando noi parliamo non è che siamo disattenti da come poi viene recepito dal mondo che è il nostro pane. Senza clienti nessuno fa attività. Ecco, se il cliente oggi è disponibile ad accettare un certo numero di compromesso per quanto riguarda le chiusure, guai se noi dovessimo dire che vogliamo a tutti i costi le 50 domeniche chiuse, perché corriamo il rischio che stessi clienti si rivoltino contro. Bisogna essere un po' consapevoli che l'adeguamento al cambiamento deve essere sempre uno dei crismi su cui chi fa impresa lo deve in qualche modo accettare. Dall'altra parte, se uno non ha più nessun tipo di stimolo a pensare che si può fare anche altro, vuol dire aver perso completamente il cervello. Assolutamente. Quindi a questo punto siamo in una fase interlocutoria, si vedrà che cosa È di potrebbe. nuovo messa nel cassetto e noi che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, compreso le audizioni in commissione, compreso gli incontri col ministro, ne è stato parlato molto, l'impressione è che sono scoppiate molte altre cose Ebbene, nel frattempo c'è stata anche e quello che poteva essere, addirittura se io mi ricordo un'esternazione di Maio che diceva facciamo chiudere sempre, addirittura diceva si potrebbe fare a turnazione. Ecco, parlava di termini che non conosceva, una volta che ha iniziato a conoscerli ha capito che forse si può trovare altre soluzioni con meno danno per lui, perché poi ognuno cerca il suo consenso. Assolutamente. Andiamo adesso un po' al periodo attuale. Del 5 gennaio si sono aperti i cosiddetti saldi, non si può fare un bilancio perché sono appena iniziati, ma molti li avevano visti come una tirata di respiro, perché le vendite non sembrano essere andate benissimo per tutti nel periodo precedente, vuoi perché la stagione è incominciata un po' più tardi, per altri motivi. E allora affrontiamo questo tema, andiamo prima in pubblicità rapidamente, pochi secondi, poi vediamo cosa ne pensa lei di queste e di vendite promozionali che sono state fatte anche in precedenza, perché molti hanno approfittato prima con varie strategie. Tra poco.